Ma voi non sono fatto mai. Tu devi spiegare un attimino. No, grazie. No, ragazzi, qui è la genuinità della canzone popolare, nata proprio dalla volontà di chi la vuole fare. Qui non correttamente la volontà di tutto, perché insomma voglio dire, siamo arrivati a quasi 50 anni, per dire ci sono anche delle motivazioni psicologiche abbastanza valide, perché insomma a 50 anni avevamo 50 a cantare Madonna, voglio dire uno ci crede. Sì, ma tra l'altro guarda che però ci siamo chiamati giovani cantatori di Sant'Olcese per 20 anni, giovanissimi non siamo più, però ci sono dei ragazzi oggi che vengono con noi a cantare e noi siamo contentissimi di questo, perché è una tradizione genuina veramente che andrebbe persa. dobbiamo come ci sono, c'è Mago che ha cantato prima a 17 anni, è un primo, infatti. Vieni qua, quando lui ha detto il primo viene chiamato primo perché è quello che dà inizio al canto e inizia da solo, poi tutti gli altri dopo si attaccano. quindi se sbagli sono cavoli tuoi. Sì, ma l'interpretazione io poi fare la verità. No, volevo dire una precisazione, giusto quello che hai detto, i giovani cantanti, ma voi dovete sapere che quando sono, diciamo, composti, non nati, perché il Tralero c'era un po' la vecchia scuola andava scemando, altre formazioni un po' perché hanno fesi, e un po' perché poi quando manca lo scrollo, cioè insomma cosa fa della... Ecco, i giovani cantarini voleva essere un riverdire, cioè un riscoprire questa bellissima cultura che è tutta nostra, che è tutta vostra. Noi cambiamo il cerchio perché hai spiegato benissimo prima. Abbiamo fatto un ragionamento semplice, nel tuo cerchio chiuso, però ogni tanto non è più, se no qua è successo che chi ha imparato, chi ha tentato di imparare, noi stessi, diciamo, non ragazzi più giovani, hanno trovato difficoltà perché l'ambiente era molto difficile, un ambiente dove sembrava che si dovessero trasferire delle informazioni segrete, guarda, no? In un certo senso può anche essere vero. Ma infatti mi ricollego a quello, ai complimenti che mi fece prima, 40 anni, è vero, ma in realtà, neanche se pensi, se mi fosse vero, non vi dico la fatica di raggruppare i cori che vi ho detto prima, perché noi eravamo, ma non solo nel nostro ambiente, anche nel nostro ambiente, non volevamo dare partita a nessuno, una guerra rituale, andare in giro, ma anche voi, se era di San Cipriano, andare a cercare la partita ci deve, poi per noi vi dava le partite, ma figuriamoci. Quindi c'è stato un lavoro per gli avvicinamenti, ma l'esempio più bello l'hanno fatto loro, perché loro erano veramente chiusi. Io ricordo la bella storia, e non è difficile, era abbastanza difficile, non impossibile, abbastanza. Il canto è di tutti. Sai cosa mi ha detto il